Magna, cucina all'italiana con Sammy Varin. Baila, 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 guapa! Ma oh, magna, che meglio, mangiamo, uno dei piaceri della vita. Sì, senza esagerare, però una mangiatina ogni tanto, soprattutto nel weekend, approfittando di queste belle giornate. Sì, fa un po' più di freschetto, ma non ci dobbiamo abituare all'idea di chiuderci in casa. Mi raccomando. E allora un saluto da Sammy Varin, minimo, è tutto un magna magna, gli appuntamenti da non scordare in giro per l'Italia, non quelli famosi, no. Se ne parla alla Rai, Canale 5 o quale che altro importante canale. Oh, oh, oh. Noi non ne parliamo. Appuntamenti da non scordare molto popolari, popolani, sentiti nel territorio e sentiti da tanti cittadini, ma ancora che non fanno quel business grande che può interessare ai grossi e grassi mass media. Dove vi porto questa settimana? Oh, da segnare in calendario. Domenica 19 ottobre, il mercatino dell'antiquariato e mostra mercato del giocattolo d'epoca e del modellismo a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. In piazza Garibaldi vi attende un grande mercatino con oltre 300 espositori di antiquariato, affiancato da un'area speciale dedicata al giocattolo d'epoca e al modellismo, pure in area chiusa all'interno del foro boario. L'ingresso è gratuito, no business. Mostra mercato del giocattolo d'epoca e del modellismo. Domenica 19 ottobre siamo a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Gli appuntamenti da non scordare, signori, non possono fare a meno del tartufo. La stagione ci porta anche, sì, tu dici, costa un occhio, ma no, a volte si riesce a trovare anche qualcosina a meno. La 37esima festa del tartufo si svolge il 9 e 16 novembre a Cavola, Toano, Reggio Emilia. Appuntamento tra le 9 e le 8 di sera, un tradizionale appuntamento a Cavola con la festa del tartufo tra food, musica e bancarelle. Chiaramente ci saranno bisti, aziende agricole con i prodotti tipici, ambulanti di qualità, ma soprattutto gnam gnam, il tartufo. 9 e 16 novembre, Cavola, Toano, Reggio Emilia. Andiamo a Dorno, qui siamo in provincia di Pavia, domenica 12 ottobre, quindi ci siamo, torna la sagra della zucca bertagnina di Dorno. I sapori, il gusto, la tipicità delle terre pavesi e non solo vi aspettano come ormai da tradizione a Dorno, in provincia di Pavia. Immancabile l'evento culinario più esclusivo della Lomellina di sabato 11 ottobre, la Cena du Suc, un viaggio tra i sapori della zucca rivisti in modo gourmet dallo chef Massimo Della Vedova. Questo e molto altro, tutto da scoprire nel programma della sagra, disponibile su tutti i canali e in poche parole, scrivendo zucca bertagnina semplicemente su internet. Questa domenica 12 ottobre torna la sagra della zucca bertagnina di Dorno, in provincia di Pavia. Appuntamenti da non scordare, perché tutto un magna magna anche a Viterbo. Torna il Ciocco Tuscia Viterbo, l'evento più dolce dell'anno. Siamo alla 16ª edizione. Area stand cioccolato e dolci vari, Scuderie Palazzo dei Papi. Area stand prodotti chicche, sempre nelle scuderie. Area street food in piazza San Lorenzo. Il programma intrattenimento comprende area giochi in legno, artisti di strada, spettacoli di giocoleria, esibizione degli sbandieratori e dei musici, spettacoli di magia, laboratori di food art, laboratori di cioccolateria, di pasticceria, ma anche il teatro dei burattini, le animazioni per bambini, le musiche dal vivo, la danza, le majorette, le sculture di cioccolato.
che poi si mangiano, immagino di sì. Beh, ragazzi, è il caso veramente di cercare maggiori informazioni. 11, 12 e poi 18, 19 ottobre presso Palazzo dei Papi e Centro Storico Ciocco Tuscia, siamo in quel di Viterbo, naturalmente non indicato per quelli in dieta. Appuntamenti da non scordare certamente, beh, in queste settimane zucca, zucca, zucca ovunque, ma ci vuole anche un bel risotto con la zucca, non sarebbe niente male, dove ad esempio i ragazzi di Scaldasole in collaborazione con la Proloco e l'amministrazione presentano Zucca Fest, DJ, set, divertimento e naturalmente soltanto menù con piatti di zucca. Zucca Fest, sabato 18 ottobre, i ragazzi di Scaldasole, siamo a due passi da Milano, la cucina aperta dalle 19 con piatti a base di zucca e non, area foto, giochi in collaborazione con la Proloco, una bella idea chiaramente per chi è a caccia di prodotti con la zucca. Certo, la Soca Fest è l'ideale in questi casi, strizzando l'occhio magari a chi vuole incrociare un po' di rappresentanti della Lega. Soca Fest ormai storica, situazione politica, mangereccia e anche di divertimento. Soca Fest arriva da giovedì 30 ottobre a Palazzago in provincia di Bergamo, area feste, via Annunciata, struttura chiusa e riscaldata, identità, tradizioni, cucina tipica delle genti bergamasche e in questo caso cose buone, cucina tipica con parti bollite del nobil porcello, carni alla brace, specialità che scusa, ma adesso me la vado a beccare perché non mi puoi far vedere queste cose poi che faccio finta di niente e io mi apro perfetto tutto quanto. Eccolo qua, stavo dicendo la Tabi-Codesco, alle 19 di mercoledì 29 ottobre alla Soca Fest di Palazzago, apertura cucina con prodotti tipici, taglieri di parti bollite del nobil porcello, carni alla brace e altre specialità. Soca Fest presso l'area feste di via Annunciata a Palazzago. Tutte le sere apertura cucina ore 19 da giovedì 30 ottobre, sabato 1 novembre anche a pranzo, domenica 2 novembre solo pranzo. Allora, attenzione, a me attenzione. Casoncelli, sacri casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca. Quant'è che non mangiate dei gnocchi o dei tortelli alla zucca? Francesco? Dice quando ero piccolo, vedi, trofi al ragù, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, asino in umido, polenta taragna. Sacra polenta taragna, signori, lo sapete, una delle morti più belle, affogare in un pentolone pieno zeppo di polenta taragna. Questa è la morte che vuole Sammy Varin. Formaggio alla piastra, ma anche la zucca al forno, le fave dei morti, appunto, morto nel pentolone e molto altro. E c'è naturalmente anche il reparto pizzeria, insomma, è un'occasione bellissima. Non state chiusi in casa nei giorni di Halloween, ragazzi, che poi lo chiamate Halloween, la festa della zucca, e cosa me ne frega, però è tutto un magna magna. Da giovedì 30 ottobre a Palazzago in provincia di Bergamo, area feste, via Annunciata, la Soca Fest, sabato 1 novembre anche a pranzo, domenica 2 novembre solo a pranzo e chiaramente mi salutate anche gli amici della Lega che sicuramente incontrerete. Vado, ci sono un fracco di cosettine belle e naturalmente ringrazio anche tutti quanti voi perché me le comunicate scrivendo un WhatsApp al 340 67 09
659, siete i benvenuti, qualunque sia il vostro evento. Qui la politica non c'entra, e se sono cose Lega sono più contento, ma ci mancherebbe, non me ne frega niente, come ad esempio, è tutto magna magna, festa della castagna a Vallerano. Qui siamo nel Lazio, signori e signori, 11 e 12 ottobre, Vallerano apre le sue vie e le cantine per il primo weekend di festa. Ecco una lista di alcuni degli eventi in programma per il primo weekend. Sabato 11 ottobre, pranzo nelle tradizionali cantine, corteo storico con famiglie nobili viterbesi, sbandieratori e musici alle 17:30, la cena nelle cantine con intrattenimenti unici in ogni cantina. Io ci vorrei rimanere chiuso dentro in una di queste cantine, faccio una magnata, una sbevazzata. Domenica 12 ottobre, colazione contadina con il ricottaro. Oh, e arriva il ricottaro, ore 11, piazza del Casalino. Pigiatura dell'uva alle 11 in piazza dell'Oratorio, e poi l'officina della carta a mano con un laboratorio didattico in piazza San Vittore, un altro pranzo in cantina, giochi in legno con Legnomania alle 14:30 in piazza della Repubblica, Collifiori alla Loggetta alle 15 in piazza dell'Oratorio e la musicheria sempre alle ore 15 in piazza dell'Oratorio. E naturalmente caldarroste fumanti, mercatini dell'artigianato, visite guidate e tutto il calore di Vallerano in provincia di Viterbo, 11 e 12 ottobre. Un appuntamento, te l'ho detto, che non fa business, ma fa felici grandi e piccini, e soprattutto è un grande omaggio al territorio. Ancora zucche, ragazzi, zucconi all'ascolto, non questo weekend, il prossimo, sabato 18 ottobre, al Parco La Barona di Giussago, in provincia di Pavia, la festa della zucca 2025, una giornata tutta dedicata alla regina d'autunno. Stand gastronomici con specialità alla zucca, laboratori di intaglio e pittura di zucche, percorso con trattori per i bambini. E noi niente, battesimo della sella con i cavalli, tiro con l'arco, insomma anche qui ragazzi, senza andare troppo lontano, a Giussago in provincia di Pavia, Parco La Barona di Giussago, sabato 18 ottobre dalle 10 alle 18, divertimento e gusto per tutta la famiglia. Vado in Alta Valtidone, tra Pavia e Piacenza c'è il miele, un'altra eccellenza dei nostri territori che celebriamo in una bella festa che si tiene da diversi anni a camminata tra mercatini, escursioni in bici, musica, divertimento, Sagra del Miele a Caminata. Alta Valtidone, tra Pavia e Piacenza, area campo giochi, per tutto il giorno mercatino del miele e degli altri prodotti del territorio. Inoltre alle 9:30 ritrovo con escursione guidata in e-bike adatta a tutti con varianti per esperti. Alle 14 un dibattito sul mondo delle api, workshop Candele di un tempo, laboratorio con cera d'api. Nel pomeriggio una castagnata e naturalmente lo street food per tutta la giornata, ma soprattutto miele, 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 tanto miele. Domenica 12 ottobre in Alta Valtidone a Caminata, la sagra del miele. Andiamo a Rivarolo Mantovano, signori, Rivarolo Mantovano, dai, mi vengono in mente subito i ravioli e la zucca. Sì, tutto pronto a Rivarolo Mantovano, Mantova, per la 10ª edizione della Sagra del Tortello di Zucca dei sapori autunnali. Sabato 11, domenica 12 ottobre, torna la festa più amata dai golosi, che richiama nel borgo di Rivarolo i migliori buongustai del territorio. Protagonista assoluto il simbolo della cucina mantovana, il principe delle paste ripiene, ossia il celebre tortello di zucca, che sarà cucinato dalle risdore locali e proposto in 4 varianti di condimento. Volete il tortello classico con burro fuso, rosso con pomodoro, gustoso con mostarda e amaretti, stravagante con scaglie di cioccolato. Oh porco cane!
Non mancheranno inoltre i piatti dai sapori autunnali a base di funghi, castagne e molto altro ancora. Infine i momenti di intrattenimento con artisti, giochi antichi, zona dedicata all'evento Gin Sound, percorso di degustazione vini in collaborazione con la Strada dei Vini e i Sapori Mantovani e un ricco mercato enogastronomico e dell'artigianato saranno la cornice dell'edizione 2025. Sabato 11 ottobre, ore 19. E ragazzi, direi che uno, se potete, ci andate questo sabato, altrimenti domenica 12 ottobre, una bella mangiata di tortelli, stand gastronomici di ogni tipo, ma soprattutto, ancora una volta, ode alla zucca. Se la zucca proprio non vi piace, a Bracca, qui siamo in provincia di Bergamo, siamo alla 59esima edizione della Festa delle Castagne. Si apre questo sabato 11 ottobre alle ore 16, il ristoro, uno spettacolo di disegno su sabbia, ma soprattutto chiaramente castagne, tantissime castagne, sabato 11 ottobre, domenica 12 ottobre alle 11:30 l'apertura della festa con il servizio ristoro, poi i giochi di una volta con la compagnia del Regnocco, il palo della cuccagna alle 16 e soprattutto caldarroste, cucina casalinga, ruota della fortuna, esposizione di prodotti locali e tante bancarelle. 11-12 ottobre questo weekend a Bracca in provincia di Bergamo. Ho finito? Me ne vado? Eh sì, ragazzi, direi che è tutto un magna magna. È un piacere servirvi questi appuntamenti da non scordare, non famosi, ma altrettanto belli, anzi forse di più, perché magari si trova anche da parcheggiare. Da Sammy Varin è tutto, grazie a Francesco in regia, ma è una minaccia. Io ritorno domattina con la rassegna stampa alle 7:30. Avete ascoltato È tutto